stiamo parlando di un soggetto che era già noto alle forze dell'ordine e era forse anche pericoloso socialmente. Oggi le forze dell'ordine e in generale il sistema della giustizia non è che ignorino i pericolosi socialmente, ma non hanno gli strumenti e non hanno probabilmente nemmeno i poteri concreti per operare una prevenzione su quel genere di soggetti. Fermarli per tempo, insomma, dando gli strumenti ad amministrazioni e forze dell'ordine di intervenire. Questo è il punto per Fabio Maggio, legale ed esponente di Forza Italia. Prima il ragazzo rom che ha falciato 2 vite sul terraglio, poi il 36enne marocchino che ha ucciso Adriano Ormelin, 2 fatti che hanno sconvolto la marca e che andranno definiti processualmente. A tal proposito Guido Rizzo di Fratelli d'Italia pone un'altra questione. Ci sarebbe da interrogarsi, per esempio, io non sono un avvocato né un giurista, ma sulla possibilità che per reati di questo tipo si possa valutare la possibilità o meno di avere il rito abbreviato, che sappiamo accorcia i tempi ma accorcia anche le durate delle pene. Certo. Ed è chiaro che tanti avvocati su situazioni di questo tipo consigliano ai loro clienti di utilizzare il rito abbreviato per avere sconti di pena. Già il processo, dal PD l'avvocato Tocchetto aggiunge un ulteriore tassello che riguarda la capacità di avere giustizia. C'è un grido d'allarme delle procure che ancora adesso mi pare che non sia stato risolto. Mi pare che il procuratore della Repubblica di Treviso, che peraltro è stato nominato recentissimamente, quindi noi abbiamo avuto quasi un anno senza procuratore della Repubblica, abbia detto che circa di organico servono 12-15 giudici.